Buon pomeriggio, un'altra puntata di preview, ancora affari puntati sul Catania, perché il Catania, come sapete tutti, è andato avanti al primo turno, è arrivato al primo turno della fase nazionale dei playoff e c'è questa doppia sfida molto importante, molto sentita, anche con il Pescara. Parleremo anche del Messina che domani incomincia il suo percorso nei playout, queste due partite con il Foggia per tentare la salvezza. Ne parleremo in studio con Lucio Tosto. Ciao Lucio. Ciao Marco, ben trovato. Ben trovato anche a te, e con il nostro Ermanno Florio. Ciao Ermanno. Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a tutti. Dall'altra parte dello studio, vestita con l'arcobaleno, c'è la nostra Anna. Ciao Anna. Ciao Marco, un saluto ai nostri amici a casa. Io vi ricordo la linea WhatsApp al 342 77 12 855. Allora, io ritorno da te Anna, perché ci fai vedere quello che è il programma della fase nazionale, il primo turno della fase nazionale dei playoff, dove è impegnato anche il Catania. Vediamo insieme il primo turno nazionale dei playoff. L'andata sarà l'11 maggio alle 20 e giocano Atalanta Under 23 Torres, Giana Erminio Monopoli, Catania Pescara, Crotone Feralpisalò, Vispesaro Rimini. Torno da te fra poco Anna, ma approfittando, e chiedo alla regia della grafica di riproporcela, chiedo a Lucio Tosto, guardiamo le partite. Certo, Catania-Pescara spicca, sembra una partita di un'altra categoria rispetto ad altre sfide, con tutto il rispetto, Giana Erminio Monopoli dico per esempio, o Crotone Feralpisalò, anche se il Crotone ha un passato importante. Sì, ci ricorda il passato del Catania. Catania-Pescara poteva essere benissimo una partita di Serie B o addirittura di Serie A, quindi blasoni da parte di tutte e due squadre. Allenatori importanti e vincenti da parte di tutte e due squadre, grande pubblico, quindi bella partita, un accoppiamento che sinceramente mi piace tanto. Nei playoff prima o poi devi prenderle tutte se deve arrivare alla fine, quindi una partita vincente e una partita che sicuramente darà spettacolo. Qualcuno parla di finale anticipata, sei d'accordo? Ma sai, io l'emblema dei playoff è la partita col Giuliano. Catania, pur meritando ampiamente la vittoria, a 5 minuti dalla fine era virtualmente fuori. Quando l'arbitro ha decretato il rigore era fuori. Potenza, tu dici? Col Potenza, scusami. Il Catania era fuori, per cui i playoff, sai, la finale sarà la finale, quella che poi sarà la alla finale fine. sarà quella che conta. Ricordiamo il ritorno, che è il 14 maggio, mercoledì, all'Adriatico di Pescara, e ricordiamo che ci sarà la diretta in chiaro da parte di Telecolor proprio della sfida di ritorno. Io invece, a proposito di ritorno, torno da Anna perché andiamo a dare uno sguardo invece al tabellone dei play-out per quanto riguarda il Messina. Anna. Le gare di andata dei play-out del girone C saranno domani. Giocherà Messina-Foggia alle 15. Passiamo al girone A, Caldiero Terme, Triestina, Pro Patria, Pro Vercelli. E il girone B, Sestri Levante, Lucchese e Milan Futuro Spal. Allora, chiaramente il Milan Futuro fa un po' effetto, no, vederlo in quella zona. Ricordiamo che c'è un solo play-out per la C, e tutti sapete, per il girone C, e voi tutti sapete perché mancano due squadre e non ci sono incroci. Vi abbiamo fatto vedere il calendario anche degli altri gironi per testimoniare quelle che sono le sfide, ma quella che conta è ovviamente solo quella che vedete all'inizio, per quella l'abbiamo messa davanti, cioè Messina-Foggia. Non ci saranno altri incroci, chi vince si salva. E chi perde resta, chi perde va in Serie D. Ricordiamo anche che questo vale sia per il playoff che per il playout. Le squadre che al termine degli incontri di andata e ritorno hanno ottenuto il punteggio più alto ovviamente passano al secondo turno. In caso di parità c'è la migliore differenza reti nelle due gare e poi va avanti chi ha il miglior posizionamento in classifica. Nel caso del Catania dunque sarebbe il Pescara nella sfida se ci fosse un doppio pareggio. Sulla ritorno alla partita col Potenza, perché l'abbiamo detto, Lucio, ne hai parlato tu prima, poco fa, ci sono stati due giocatori determinanti con il Potenza che saranno l'incubo ormai dei lucani, cioè Dal Monte e Inglese, che sono stati protagonisti del gol del 2-1 della sfida dell'ultima giornata di campionato della stagione regolare, cross di Dal Monte e gol di Inglese di testa, e dell'1-0 del turno del playoff, cross di Dal Monte e gol di Inglese di testa. Ma al di là di queste due partite, voglio dire, questi sono giocatori che a Catania hanno dato tantissimo, soprattutto Inglese ha davvero fatto la differenza, è un attaccante
davvero che non ha solo il nome, ma ha tramutato in fatti tutte le occasioni e gol che ha avuto. Un attaccante d'area, un attaccante che fa reparto e che comunque davvero fa la differenza. Quindi da tempo aspettavamo a Catania un attaccante così. E poi 16 gol, lo ricordiamo, noi diciamo sempre 16 e non 14, bravo, perché sì. calcoliamo anche quelli con la Turris e con il Taranto, perché le partite sono giocate regolarmente. E dico, è bravo Toscano che sta cercando di centellinarlo, Sì. nel senso che sta cercando di gestirlo fisicamente, appena può, magari anche se un quarto d'ora finale lo sostituisce, perché è un attaccante che in questi playoff è davvero la punta di diamanti, importante. che bisogna averlo sempre in campo. Allora, invece con Ermanno vado a presentare, perché lo vogliamo fare, vogliamo dare un po' più spazio anche all'avversario del Catania, perché chiaramente non era nel girone del Catania, per cui è conosciuta come nome, perché il Pescara è chiaramente una squadra, una società importante, ma meno come qual è la squadra che ha giocato nel suo girone e dove è arrivata. Intanto presentiamolo, Ermanno, questo Pescara di Baldini, attraverso la grafica che adesso la regia manderà in onda. Ermanno. Sì, diciamo che è un 4-3-3, dopo vedremo anche i nomi dei giocatori che in realtà sono per lo più sempre gli stessi. Sì. Baldini che ruota poco i suoi 11 titolari, un'età media degli 11 titolari di 25,2, quindi un'età abbastanza bassa. Vedremo successivamente, parleremo di un giocatore che è una promessa, una giovane promessa del Pescara, che quest'anno ha fatto molto bene. Il valore di mercato, che è simile a quello del Catania, sono 5,43 milioni di euro, quello che è il valore della rosa complessiva. E ho messo dei dati particolari perché è da sottolineare quello che il Pescara riesce a fare soprattutto nel secondo tempo, perché segna tanto nel secondo tempo, sono addirittura 32 i gol segnati nel secondo tempo, ma soprattutto sono tanti gol subiti nel secondo tempo. Il Pescara, che come vedremo successivamente dalle statistiche a confronto, non subisce tanti gol, ne ha subito uno in più rispetto al Catania, però considerando che ha diciamo come dati 4 partite in più, teoricamente ha subito meno, diciamo a livello di media, e il Pescara che subisce nel secondo tempo addirittura il 65,7% dei gol totali subiti dai biancazzurri. Dai biancazzurri. I gol invece segnati vacillano molto invece tra il 60° e l'80°, dove riescono a forse 20 gol segnati in forse è una quei 20 casualità, minuti. forse anche dovuto al fatto che soprattutto i suoi giocatori davanti sono giocatori molto dinamici, no? Parleremo successivamente di Merola, il classe 2000. Pensare che nel primo turno dei playoff che hanno giocato con la Pianese hanno segnato subito praticamente nella prima parte della partita. Con la Pianese poi vedremo dei tagli video, hanno fatto gol al quinto minuto e al 15° minuto, quindi l'hanno messa subito in cassaforte nei primi 20 minuti. Invece, diciamo in generale, se vediamo le statistiche di tutta la stagione, segnano spesso tanto in quella fascia di temporalità tra il 60° e l'80°. Tatticamente quali sono i punti di forza? Allora, i punti di forza sicuramente un tridente d'attacco molto duttile, molto dinamico. Vedremo Merola adesso è in un periodo di forma fantastico. Sono andato a spulciare un pochettino perché devo dire non conoscevo benissimo il Pescara, sono andato a spulciare qualcosina, ho visto i 2 gol segnati per esempio con Legnago, ha fatto un gol di tacco al volo e uno di pallonetto, e nelle ultime ha segnato parecchi gol, ha fatto l'ultimo addirittura quello con la Pianese. Diciamo è un giocatore che fa gol e soprattutto fa tanti gol e tanti gol belli, bellissimi. Poi c'è l'attaccante centrale che è Ferraris, differente da Inglese perché è un classe 2003, al primo anno nei professionisti, che ha raggiunto la doppia cifra, che è un giocatore che sa giocare di spalle ma non è molto alto. Dicevi poi prima nel fuori onda, prima di cominciare, molto gli esterni, no? Allora sviluppano tanto dal punto di vista, diciamo, dei principi offensivi nelle catene laterali, quindi sulla parte esterna laterale del campo, lavorando con le catene a 3 classiche del 4-3-3, ovvero il terzino, l'esterno e la mezzala. Lavorano soprattutto sulla parte di sinistra, dove c'è quello di cui parleremo successivamente, che è D'Agasso, ma anche sottolineiamo Moruzzi, che è un giocatore che è il terzino sinistro, Brando Moruzzi, classe 2004, che ha siglato quest'anno 7 assist, che non sono pochi per un terzino, che viene spesso in sovrapposizione e mette spesso questa palla dentro. Quindi sviluppano tanto su queste catene, o con l'inserimento esterno del terzino o con
l'inserimento interno della mezzala. Ci torniamo fra pochissimo sul Pescara. Io invece voglio andare da Anna per sentire i primi messaggi che arrivano da casa per questo playoff, per questo turno di playoff così importante del Catania. Anna. Eccomi con i primi messaggi. Il Catania è la squadra più forte dei playoff e ha anche quel pizzico di fortuna che nei momenti importanti conta. Un saluto allo studio. Volevo chiedere se la pensate come me. Quaini di Tacchio è la migliore soluzione per la coppia di centrocampo. E ancora, se Dini è quello che abbiamo visto in questi mesi e Inglese regge per tutti i playoff, siamo fortissimi. Allora, Quaini di Tacchio è la coppia? Bisogna vedere chi si trovano davanti, bisogna vedere l'avversario, bisogna vedere cosa vuoi ottenere. Chiaramente è una coppia abbastanza duttile, forte fisicamente, che comunque in fase di interdizione è messa benissimo, però se tu vuoi fare qualcosa di più propositivo, evidentemente uno dei due magari dovrebbe essere cambiato, magari Quaini. Io di Tacchio non lo toglierei mai. E metti qualcuno che è un po' più propositivo. Sì, sì. È stato fortunato il Catania? Ha detto sì, è la squadra più forte, c'ha anche quel pizzico di fortuna. Penso... Magari si riferiva all'episodio, è stato bravo Dini. Assolutamente no, il Catania quando è successo il fatto del rigore meritava di stare in vantaggio di un paio di gol, quindi non è stata per niente fortunata, è stato bravo Dini, quella non è fortuna, parare un rigore del genere, compresa la ribattuta, secondo me è segno davvero di bravura e di preparazione atletica, di mentalità, perché tiro forte, l'ho rivisto tante volte, tiro forte, mezza altezza, e stranamente si dice che quando il rigore è parato è sbagliato. Stavolta, devo dire, per la prima volta nella mia vita io penso che non sia così, è davvero parato per bravura. L'ha anche raccontato Dini, dice che con il preparatore dei portieri hanno studiato molto bene Caturano e lui era proprio convinto di andare da quella parte, d'altronde lo si è visto. Ma non ci arrivava, se non partiva un attimo prima non poteva mai arrivare su quella palla. Dicevamo invece, Ermanno, prima di un'età media dell'11 di partenza, poi lo vedremo a fine puntata, ovviamente quello che potrebbe essere, che dovrebbe essere l'11 di partenza del Pescara di Baldini, chiaramente fatte le dovute considerazioni sul fatto che le squadre hanno giocato mercoledì, per cui oggi è un allenamento che ha detto non tantissimo, tanto dirà la rifinitura di domani per entrambe le squadre, ma dicevamo di circa 25 anni l'età media, 25,2, perché chi la abbassa è un giocatore che sta facendo benissimo, forse su quella catena di sinistra ce ne sono due, Moruzzi e anche D'Agasso, di cui ci parli adesso. Sì, D'Agasso è un giocatore che ho voluto sottolineare principalmente per la bellissima stagione che sta facendo quest'anno, 4 gol, 7 assist, che non sono pochi per un classe 2004, e soprattutto per andare un pochettino a premere, forse anche a far risvegliare qualcosina dal punto di vista della crescita e della pianificazione con i giovani, che deve essere secondo me un punto importante per tutte le squadre professionistiche. D'Agasso, che è un giocatore giovane promessa, hai scritto Marco, è fatto benissimo a scrivere così, ed è un giocatore nato e cresciuto nelle giovanili del Pescara, quindi ricorda un pochettino quello che non è assomigliabile come tipologia di giocatore a Marco Verratti, che viene ricordato e accostato a quella che è la scuola Pescara. Non è un classico mediano come Verratti, però è una mezzala che da lì poi la struttura fisica, la struttura è quella. Struttura fisica è quella, il piede mancino, però è un giocatore che è molto duttile, perché in realtà nelle giovanili ha fatto sempre il mediano e il centrocampista centrale a 2. Quest'anno invece Baldini aveva bisogno di un po' di anche energia, fantasia, estro, e l'ha posizionato come mezzala a sinistra. Sta facendo benissimo, si è addirittura reinventato come incursore, perché non era proprio un incursore, non era un giocatore dai tanti gol nelle categorie giovanili, però vedi l'importanza di lavorare bene con i giovani, pianificare con i giovani, credere nei giovani, poi pian piano può portare. Guardate il valore che vedete nella grafica, 500.000 euro, che è ovviamente il valore attribuito da Transfermarkt. È un valore di mercato attribuito da Transfermarkt, prima della stagione era 120.000. Esattamente, però questo è il valore che il Pescara si trova in casa per aver fatto crescere un giovane di questo tipo. Un po' la stessa situazione di Castellini per quanto il riguarda Catania. un po' il Catania. Più andrà avanti il Pescara, speriamo di no. Speriamo di no, diciamo che stando in C speriamo possa che giocare 500 di più. euro. Esattamente, possa aumentare questi 500.000. Marco, il discorso che non è un caso singolo, no? Stiamo parlando di D'Agasso, però fino all'ultimo col Campobasso hanno esordito altri giovani provenienti dalla diciamo cantera, facciamola chiamare così, del Pescara, ma esempio lampante su tutti è Antonio Arena, italo-australiano, classe 2009, unico 2009 ad aver segnato in una categoria professionistica in Italia.
non è da poco, secondo me è un vanto importante per una squadra come il Pescara che sta ricostruendo per 2009 ripartire stiamo più parlando forte di un nell'arena. quindicenne, di un sedicenne. Di un Noi sedicenne, sì, abbiamo tutti si stupiscono di Yamal, ovviamente che ha delle grandissime qualità, l'abbiamo visto nella partita di Champions. Questo Il ragazzo problema, ha Marco, esordito a 15 anni, Marco, perché si è fatto 100 partite a 17 anni. Sono delle eccezioni. E lo so, questo sono delle eccezioni. dovrebbe essere la normalità, avere in squadra Però qualcuno 2, 3 dice, l'ha detto sedicenni. Velasco, dice questi ragazzi così forti in Italia non avrebbero giocherebbero. giocato. Vero. Questo è il problema. Proprio questo voglio dire. Si trovano in Italia in qualche squadra, ma sono sporadiche, sono eccezioni. Dovrebbe essere la normalità trovarne 3-4 ogni squadra. Soprattutto nelle categorie inferiori dove l'aspetto economico, La adesso si Serie C è parla la tanto del categoria- salary cap la Serie- che è stato istituito. La Serie C è la categoria ideale per poter crescere i giovani. E là io posso capire in Serie A, se ci penso un po', Serie B, ma in Serie C bisogna buttarli questi giovani. Dai 16 anni in poi bisogna buttarli e rischiare. È chiaro che in certe piazze è difficile, non è facile farlo in certe piazze, però bisogna avere il coraggio anche di farlo. L'Italia è la città dei campanili, lo sappiamo, e sotto questo punto di vista è veramente complicato riuscire a trovare la quadra, perché per riuscire a tutelare tutti i campanili poi si finisce con non tutelare il movimento italiano, poi alla fine è un po' così. Marco, diciamo che prima abbiamo presentato il prossimo turno del nazionale dei playoff. Vediamo l'Atalanta Under 23, certo. che comunque anch'essa sta costituendo. L'Atalanta si sa da sempre, mister, è cioè, dal punto di vista giovanile ha sempre lavorato benissimo, però l'Atalanta Under 23 che va con 0 fuori quota, certo, praticamente negli 11 titolari 0 fuori quota. Però stiamo parlando, stiamo parlando delle squadre B, che tanto fanno discutere, che tanto fanno lamentare i tifosi, però stiamo parlando delle squadre B, di Atalanta, del Milan, della Juventus, e poi probabilmente magari l'anno prossimo ci sarà pure quella dell'Inter, non lo so, però stiamo parlando di squadre B. Secondo me le squadre A delle altre città, per cui stiamo parlando ad esempio anche del Catania, ma in generale delle squadre più importanti o anche meno della Serie C, secondo me i giovani dovrebbero metterli tanto anche con utilizzarli con la tanto. riforma Zola in qualche modo si è andato a stimolare, no? Pian piano il movimento della Serie C in questo caso sta stimolando le varie squadre anche dal punto di vista di ritorno economico per mettere in campo quelli che sono i giovani del proprio vivaio, che è una cosa importante anche perché le categorie under 21, 19, 17 dell'Italia fanno sempre bene, poi è difficile trovare questi ragazzi nelle prime squadre o inserirli in contesti poi più importanti. Per tornare al Catania, io penso che il Catania, io conosco bene il lavoro di Orazio Russo e i suoi collaboratori, io penso che nel breve volgere di qualche anno ma già li abbiamo ci visti, dovremmo arrivare. dei ci sarà un giocatori, incremento dei maggiore. giovani nei Il Catania. problema in queste situazioni sono le strutture. Sì. Purtroppo là entrano in ballo anche le strutture. Le società di Serie A che hanno il settore, che hanno queste squadre di Serie C hanno delle strutture importanti. A Catania ancora là siamo un po' indietro. Sì, e su questo, nonostante il buon lavoro del settore giovanile, ci vorrebbe una trasmissione. Abbiamo parlato 5 minuti di un argomento molto importante e sentito, ci vorrebbe veramente una trasmissione, perché guardate quanti argomenti poi vengono fuori. Andiamo a parlare ancora invece dei giocatori del Catania. Lo facciamo con la lente di ingrandimento con la nostra Anna, che ci parla di un centrocampista, ma non solo, dei rossazzurri. Anna. Oggi lente di ingrandimento su un giocatore assolutamente duttile. Stiamo parlando di Alessandro Quaini, che è un centrocampista ma ha giocato anche come centrale di difesa e da braccetto, e questo permette a Toscano di utilizzarlo in diverse situazioni di gioco. È del 98, la scuola calcistica di provenienza è Genoa, conta 29 presenze totali, di cui 19 da titolare, e ricordiamo il gol con la Juve Next Gen. Ha 15 ammonizioni, tra cui 1 nei playoff. Il ruolo, l'abbiamo già detto, difensore centrale mediano, è un destro e ha un valore di mercato di 125.000 euro. Grazie Anna. Ermanno, l'abbiamo scelto perché la lente di ingrandimento ovviamente non è il giocatore migliore della partita, perché sennò non avremmo scelto Quaini, ovviamente. L'abbiamo scelto perché Quaini comunque ha fatto una signora partita. Certo, Dini e Inglese si sono fatti notare di più, ma Quaini ha fatto comunque una signora partita ed è, come diceva Anna, un giocatore che può giostrare in varie zone del campo. Marco, l'abbiamo inserito principalmente perché è un giocatore che col Giuliano è mancato. Ha fatto 45 minuti dove ha preso quell'ammonizione al quarto minuto, non era in grandissima forma, secondo me ha beccato la giornata, no, quindi è giusto in qualche modo dire che il giocatore
comunque si è sempre dato per il Catania, molto duttile, è stato posizionato in qualsiasi ruolo, diciamo, sia della linea di difesa che del centrocampo. È un giocatore importantissimo e adesso fondamentale, oserei dire, per la linea mediana e per il tipo di gioco del Catania. Secondo me soffre un po' quando come dettami tattici gli si dà l'attesa, perché lui è un giocatore invece che ama pressare, ama andare in avanti, ama giocare uomo su uomo, ama per andare cui a contrasto. La partita del Catania col Potenza, lo vedremo e lo sapete tutti, che ha portato il Catania a fare una pressione molto più alta, in qualche agevolato modo, qua in. Sì, agevola le sue caratteristiche principali, perché è un giocatore anche di grandissima resistenza, un giocatore che difficilmente trovi col fiatone, perché è un giocatore che si spende tanto e lo fa anche con grande intelligenza, quindi secondo me anche dal punto di vista tattico, per le richieste che ha avuto col Potenza, è riuscita ad uscire in maniera migliore rispetto che col Giuliano. Immagini della partita col Potenza che stiamo vedendo e che ha detto Luce, poi chiudiamo questa prima parte, andiamo poi a continuare a parlare del Pescara anche con un collega da Pescara che ci dà un po' di novità magari sulla squadra biancazzurra. Ha detto che il Catania può sorprendere anche gli avversari, perché forse nessuno si aspettava che il Catania cominciasse in quel modo lì e continuasse tutta la partita in quel modo lì. Ma sai, io l'avevo previsto in qualche modo dalle interviste che ha fatto Toscano, quando diceva che il Potenza è una squadra comunque che metteva molti uomini nella metà campo avversaria, nella nostra metà campo, quindi ha fatto la cosa inversa, invece di aspettarli Toscano li ha aggrediti. Io da quell'intervista, l'ha detto troppo chiaramente, ha messo su un piatto, è impossibile che uno come Toscano mettesse sul piatto la propria tattica, la propria idea di gioco, infatti ha fatto la cosa opposta assolutamente. E poi devo dire anche onestamente che il Potenza molto leggero nelle ripartenze, ha perso, non solo ci sono stati palloni conquistati da parte del Catania, ma li ha persi proprio il Potenza, perché era molto leggero nelle uscite dal basso, diciamo, era molto leggero, perdeva molti palloni, erano, non lo so, un po' svagati. E lo vedremo fra pochissimo nell'analisi tattica con il nostro Ermanno. Qui stiamo vedendo le parate di Alastra che insieme a quelle di Dini hanno caratterizzato la partita del Massimino. Ci fermiamo adesso, ci ritroviamo fra pochissimo per tornare a parlare del Pescara e poi vediamo un po' l'analisi tattica e poi fra poco anche il Messina con l'appuntamento importante con il Foggia. Fra poco. Allora, di nuovo in diretta, seconda parte della nostra preview con il Catania, con la sfida con il Pescara in primo piano, sfida che abbiamo conosciuto da ieri, fondamentalmente poco prima di quest'ora, con il sorteggio che è stato fatto in diretta televisiva, che appunto ha accoppiato la testa di serie Pescara con il Catania. Ecco perché vi abbiamo detto che nel caso di doppio pareggio si va alla differenza reti, oppure doppia vittoria di una e vittoria dell'altra, si va alla differenza reti, ma poi viene premiato eventualmente in caso di parità ulteriore chi ha la migliore posizione in classifica, cioè le teste di serie di questo sorteggio, per intenderci le squadre che giocano in trasferta la prima partita di questa fase nazionale dei playoff. Io voglio tornare da Anna per altri messaggi e vediamo che cosa ne pensano ancora i tifosi del Catania. Anna. Passiamo ad alcune domande. Una domanda su Toscano. Diceva che prima dei playoff voleva cambiare modulo, invece sempre difesa a 3. C'è una soluzione alternativa? Complimenti ancora per la vostra trasmissione, sempre brillante ma pacata e organizzata. Secondo voi Sturaro può essere un valore aggiunto in questi playoff? Una considerazione su Dalmonte, tecnicamente forte e ha velocità, è una vera arma in più. Allora, andiamo a parlare del modulo. Questa cosa, sì, in effetti Toscano mi ricordo che l'ha detto, il sistema di gioco. L'ha detto? Sì, ha detto poco prima, quindi. Poco prima della pausa, diciamo fra la partita in trasferta con la Cavese e la partita con il Potenza, perché in mezzo c'erano 15 giorni di lavoro. Cioè, vediamo se riusciamo a mettere, a cambiare atteggiamento. Ma io non credo che si riferisse al sistema di gioco. E io credo che si riferisse alla possibilità di far giocare 4 giocatori lì davanti. Qualche volta l'abbiamo visto durante le partite di campionato, l'abbiamo visto con l'Avellino per esempio prima di quella gara, ma l'abbiamo visto in alcuni casi, ad esempio anche proprio nella partita con il Potenza. 4 giocatori quasi in linea lì davanti. Io credo che si riferisse a questo più che al sistema di gioco o alla possibile difesa a 4
perché è vero che alcuni difensori certamente preferirebbero magari la difesa a 4, sono più adatti alla difesa a 4, faccio il caso di Allegretto, però credo che questa è una squadra costruita per giocare così. Ma non solo, il Catania ha pagato tante assenze nell'arco del campionato, ora che ha recuperato tutti gli effettivi deve dare continuità, quindi il Catania cambiare ora, non so fino a che punto sistema di gioco parliamo, quindi il Catania è costruito con i 3 difensori e quindi non sai a cosa vai incontro, quindi io conoscendo Toscano, il modo che ha di intendere, e poi devo dire che fino ad oggi quando ha detto qualcosa poi sistematicamente non ha dato vantaggio all'avversario. Va bene, per cui comunque diciamo che il 3-4-2-1 è il vestito tattico del Catania di questo momento e soprattutto c'è un 11 ben collaudato nelle ultime partite. Quello che hai detto tu dei 4 davanti in corso d'opera durante la partita a seconda delle esigenze, a volte non solo per il fatto di attaccare ma anche una difesa preventiva, no? Perché è una pressione che tu vai a dare. L'ha fatto in tante partite e sicuramente lo farà anche nelle prossime. Allora andiamo a presentare ulteriormente il Pescara, lo facciamo con le consuete schede che prepariamo per le squadre, le avversarie del Catania, partendo dal mister dei biancoazzurri, quel Silvio Baldini, che conosciamo un po' tutti, a Catania è arcinoto, ma è noto un po' in tutta Italia perché l'abbiamo scritto anche, i suoi sfoghi durante le interviste, ci sarò io mercoledì prossimo, per cui magari manderà anche me da qualche parte, ma comunque al di là di questo è noto, quello ad esempio con l'ultimo è stato con un giornalista di Pescara, questo ha fatto un po' il giro dei social, è un ex del Catania. Ma è banale. È banale. Mai banale. Mai banale, mai banale. È un ex del Catania, ricordiamo nella stagione 2007-2008, anche in quel caso ci sono storie che hanno fatto un po' il giro, allora i social erano meno utilizzati, ma insomma il giro delle TV, sui playoff ha detto, sentite, sono convinto, anche se sembrerò arrogante e non lo sono, che li vinceremo, perché abbiamo fatto un grande lavoro, però ha ammesso, se durante questo percorso incontreremo una squadra brava, non avrò nessun motivo, nessuna remora nel riconoscere i meriti degli avversari, per cui speriamo, ci auguriamo che sia tutto quello che ha detto Baldini si realizzi in tutto e per tutto, nel senso che sia convinto di vincere e poi magari trovi una squadra più forte. Andiamo a vedere, a proposito di forti, un giocatore che è, diciamo, il giocatore più rappresentativo del Pescara, stiamo parlando di Merola, che da giovane aveva fatto vedere cose strabilianti, tant'è vero che da qualche grande giocatore tipo Leo Messi, ne parlavamo Ermanno poco fa, era stato indicato come uno dei possibili talenti emergenti, non è stato così, però la sua qualità si vede tutta e si è vista nelle ultime partite soprattutto, ha segnato nelle ultime 2 partite con Legnago e col Campobasso, le ultime 2 della stagione regolare, ha segnato di nuovo con la Pianese 4 gol, è un esterno, 10 gol in totale in questo campionato, pochi assist perché vi dà l'idea di essere un giocatore appunto che punta alla porta ed è questa la qualità di Merola, Ermanno. Sì, è un giocatore, come hai detto benissimo tu Marco, all'epoca quando era in Under 17, in primavera dell'Inter, ne parlavano così tanto bene che Leo Messi l'aveva inserito addirittura nei 20 giocatori più promettenti al mondo, quindi giocatore classe 2000 che doveva in qualche modo distruggere il campionato quantomeno della Serie A, però poi si sa, no? Quando non riesci a trovare consapevolezza e continuità potresti avere un po' degli intoppi anche dal punto di vista mentale più che fisico. Giocatore che ultimamente nell'ultimo periodo si è ritrovato tantissimo, è un giocatore che, come hai detto tu, essendo un esterno ti aspetti di più la giocata in imbucata, cioè un giocatore che sia importante sia dal punto di vista realizzativo sia realizzativo per i compagni. Assist, esatto. Invece è un giocatore che fa pochi assist perché calcia tanto, è un giocatore che ama inventare, ama spostarsi, ama muoversi, non lo troveremo mai nella classica posizione da esterno, ma entra dentro nel campo, si muove, calcia tanto in porta, quindi è un giocatore molto, molto dinamico, molto duttile e che sa calciare davvero tanto bene, sia col destro che col sinistro. E ultimamente, come ti ho detto prima, gol veramente di alta fattura. Andiamo a vedere invece le ultime 5 giocate dal Pescara. Noi utilizziamo sempre le ultime 5 partite per stabilire un po' lo stato di forma. Qui dobbiamo fare dei distinguo perché Pescara-Pianese chiaramente si è giocata dopo un periodo di pausa. Pescara-Pianese è il primo turno a cui il Pescara ha partecipato da quarto in classifica, per cui come il Crotone nel nostro girone, per intenderci. Pescara-Pianese è finita 2-1. Le altre partite invece sono le ultime partite
della stagione regolare, Pescara Campobasso 3-0, Legnago Pescara 1-3, poi Pescara Gubbio 2-0, Pescara Arezzo 0-1, quella sconfitta in totale. Quarto nel girone B, che devo dire nella zona alta c'ha tante squadre di grandissima qualità, per cui questo quarto posto va valutato in modo positivo. Secondo me 67 punti, 19 vittorie, 10 pareggi, ma anche 9 sconfitte per il Pescara in campionato. Questo è quanto. Andiamo a vedere le statistiche a confronto invece, perché tentiamo di, come sempre, rapportare il Pescara all'avversario del Catania al Catania. Questa è la situazione. Io lascio commentare ad Ermanno partendo da gol fatti e gol subiti. Come vedete, le due squadre si equivalgono in tal senso. Sì. E poi Ermanno, a te. Sì, gol fatti e gol subiti. Ovviamente sempre da riferire che i dati del Catania sono delle 34 partite, ovviamente. Scusate, 30, in realtà 36 perché 36. abbiamo aggiunto pure quelle dei playoff, mentre per quanto riguarda il Pescara ovviamente sono 3 partite in più. I gol fatti sono 55 per il Pescara, 49 per il Catania, quindi sono due squadre che segnano tanto. Abbiamo visto nelle ultime 5 il Pescara addirittura 3 gol al Campobasso, 2 alla Pienese, 3 al Legnago, quindi una squadra che sa segnare, segna sia in trasferta che in casa con regolarità, subisce poco perché sono solamente 35 gol subiti, un po' come molto qua simile, quasi analoga il risultato, il dato al dato del Catania. Il Pescara si è posizionato quarto, però a differenza del Catania diciamo era partita molto bene, perché il Pescara per larghi tratti del campionato nelle prime 10-12 giornate si è ritrovata anche prima solitaria, poi ha avuto un grande momento di calo, sicuramente poi è uscito lentella così come la Ternana e in qualche modo poi si sono riassettati in quella zona di classifica. I punti sono 67 con 53, il Catania che aumenta un pochettino il dato dei gol fatti in casa, infatti arriviamo già a 22, i gol subiti sono aumentati non di tantissimo, siamo a 14 gol subiti che sono il 38%, se non sbaglio, sì, 38%. Sì. Il Pescara che invece ha segnato gol fatti in casa e in trasferta si equivalgono, perché sono 28 i gol fatti in trasferta e i gol subiti in trasferta che sono 19, quindi leggermente qualcosina in più rispetto a quando gioca in casa subisce il Pescara, anche se, come hai letto bene tu, no? Le partite un pochettino di cartello, le partite un pochettino più importanti, il Pescara, c'era quella con l'Arezzo che hai analizzato, quella prima dell'Arezzo era la partita con la Torres, qualificata terza, che potremmo ritrovare nel secondo turno nazionale, e in queste partite ha fatto un punto solo, quindi è una squadra che ha fatto tanti punti con le piccole, con le grandi diciamo che soprattutto nelle partite un po' secche ha trovato qualche difficoltà in più. Questo potrebbe essere un vantaggio per il Catania, che, come ci diceva Ermanno poco fa, poi so che Lucio vuoi intervenire su altro, ma ti faccio intervenire prima su quello che ti chiedo e poi su quello che vuoi dire. Sono molto ospitale, come sai. No, volevo dirti che il Catania in casa ha ritrovato, l'abbiamo letto dai numeri un po' dei gol realizzati, però la vittoria con il Giuliano, la vittoria con il Potenza, difficili, faticose, tutto quello che vuoi, anche se con il Potenza poteva essere un risultato più ampio, hanno ristabilito quello che un po' mancava al Catania in vista di questi spareggi della promozione. È vero, nelle ultime partite dell'ultimo mese così il Catania ha ritrovato la vittoria in casa, ma c'è da dire che ha ritrovato anche gran parte dell'organico. Catania per tutto l'anno ha fatto a meno di 6, 7, 8, 10 titolari, e quindi questo si ripercuote in quelli che sono poi i dati. Invece, per quello che volevo dire io, tu non mi hai fatto dire. No, io te lo faccio dire, ma prima devi rispondere al conduttore. No, io dico per i dati che ci ha illustrato come sempre bravissimo Ermanno, sono due squadre che si equivalgono, però io volevo sapere se il dato dei punti si riferisce alle stesse partite fatte. No, perché c'è scritto, perché il Pescara, voglio dire, 14 punti in più sono 4 partite in più. Allora vabbè, si equivalgono in tutto, perché se no avrebbe capitalizzato molto di più rispetto al Catania, 14 punti. Quelle 4 partite che hanno giocato in tutti, quindi sono due squadre che nel girone, a livello di dati sono squadre, sono due squadre simili, i dati dicono questo, sì. Torno da Anna per i messaggi dei nostri telespettatori. Anna, a te. Messaggio che arriva da Comiso. Giovanni ci chiede se si sa qualcosa sui tempi di recupero di Lunetta. Buon pomeriggio, avrei una domanda da porgere. Oltre al nuovo direttore generale che dovrebbe arrivare e che probabilmente sarà Zarbano, si sa qualcosa riguardo al direttore sportivo? Rimarrà Faggiano nonostante i suoi problemi di salute o ci si sta guardando attorno? Avete notizie in merito? Grazie mille.
E ancora, contro il Potenza abbiamo giocato un'ottima partita. Speriamo che la squadra dia sempre il massimo in campo. Forza Catania. E invece Nino da Siracusa, ottimo Catania che deve continuare così, vincere anche con il Pescara e andare verso la B. Preview ha portato fortuna al Siracusa che è stato promosso in Serie C e a quanto pare anche al Catania. Bah, vediamo, speriamo bene. Allora, per quanto riguarda Lunetta, l'ha detto Toscano, no? Ha detto io spero di poterlo recuperare in tempo per fargli giocare delle partite in questi playoff, però non voglio dire perché è successo già in questa stagione, no? Dico una settimana e poi magari sono 2, dico 2 e poi magari diventano 3 o 4, per cui chiaramente si spera in un recupero il più rapido possibile per quanto riguarda Lunetta. Il direttore generale Zarba non l'abbiamo visto allo stadio l'altra volta, deve ancora essere ufficializzato dal Catania. Sul direttore sportivo, il direttore sportivo è Faggiano, ovviamente poi bisogna capire, io non so, spero, l'abbiamo visto allo stadio anche nell'ultima partita con il Potenza, per cui è un valore importante per il Catania. Chiaramente sulle sue condizioni di salute sempre i migliori auguri a Faggiano, ma chiaramente penso che sulla sua situazione ne discuteranno in società e capiranno quali devono essere le scelte migliori. Sul resto non lo so, Potenza sì, hanno detto col Potenza, l'abbiamo detto, bella partita, ottima partita. Se il Catania ecco, se è il Catania che abbiamo visto col Potenza ha risolto tutti quei dubbi che aveva Toscano, mi viene da quella domanda un'altra domanda. È un Catania che ha risolto i suoi dubbi, le sue problematiche. Toscano l'ha detto, no? durante le conferenze stampa, dobbiamo risolvere questo dopo l'Avellino. Poi dopo il Giuliano dobbiamo evitare quel quarto d'ora in cui andiamo in difficoltà. Con il Potenza, prima di campionato, dobbiamo evitare quella mezz'ora in cui siamo andati in difficoltà. Questa partita con il Potenza ha detto che il Catania è cresciuto definitivamente? No, guarda, io penso che ogni partita ha la sua storia e soprattutto ogni partita c'è un avversario diverso. Quindi il Catania ha risolto per queste partite le problematiche che sono quelle là magari del fatto di avere quel quarto d'ora, 20 minuti di calo, ma questo qua noi ogni volta lo diciamo, ma è una cosa che va addebitata a quello che è anche la squadra avversaria che magari si trova in svantaggio, certo, in quel caso, e quindi è una questione anche di disperazione quasi che si butta in avanti e tu sei costretto ad arretrare. Quindi secondo me il problema in questo momento di Toscana è quello di scegliere gli uomini migliori sia fisicamente che mentalmente e è chiaro anche tatticamente. Quindi in questo momento finalmente Toscano ha ampia scelta da parte di nell'organico. E questo è importante. Ritorno da Ermanno perché facciamo vedere qualche taglio tattico anche del Pescara, proprio dell'ultima partita con la Pianesi, 3 gol che la Lega appunto ci concede anche di avere come immagini. Lo spieghiamo anche ai telespettatori perché noi abbiamo gli highlights di tutto il girone del Catania, ma chiaramente nei vari pacchetti che vengono acquisiti alla Lega non ci sono gli highlights ma semplicemente i gol delle altre che partecipano ai playoff. Il Pescara, che ha partecipato alla prima dei playoff, ha vinto 2-1 con la Pianese e abbiamo visto che i primi 2 gol, abbiamo detto Ermanno, subito, il primo su azione da calcio d'angolo con una spizzata e poi il gol che arriva sul secondo palo, lo vediamo insieme. Una spizzata molto simile al gol di Raimo col Potenza, sì, però dalla parte opposta. Nella partita di campionato. Sì, sì, è uno schema chiamato, si mette questa palla diciamo un po' forte tesa sul primo palo dove attacca nella zona del vertice del primo palo 2 giocatori, spizzata sul secondo. Sicuramente avevano letto la marcatura della Pianese che era una marcatura a uomo nella zona, salgono e lasciano spazio sul secondo, addirittura c'è sia Pierozzi che il giocatore che ha trovato il gol, il quarto gol in campionato, sia Merola in quella zona lì liberi da marcatura ed è molto semplice metterla dentro. Altra piccola cosa che abbiamo analizzato, la presenza di D'Agasso al limite d'aria solo, che anche quella è una situazione che alle volte viene ricercata soprattutto su una seconda palla, una palla a rimorchio. Allora, sul gol comunque c'è un errore di reparto perché hanno fatto la scelta sbagliata, la linea difensiva sulla spizzata è salita ed è stato con tutto che aveva l'uomo sul palo, quindi c'è stato un errore non singolo ma di reparto. Di reparto la parte della Pianese. Andiamo a vedere invece il secondo gol, che è quello di Merola, ci dice qualcosina in più ci dice qualcosina in più di come gioca il Pescara e di come le due squadre, come dicevi tu, possono essere simili in taluni aspetti. Sì,
Da questo video vediamo come il Catania con diciamo il Catania con il Potenza, ha fatto vedere qualcosa in più. Vedi, addirittura sono 7 giocatori tutti in zona palla, tutti vicini per riconquistare molto il pallone, quindi loro fanno una pressione molto alta e soprattutto una pressione indirizzata nella zona. Ok? Sì. E poi qua vediamo Merola che non ci pensa 2 volte, con tutto che ha compagni, tanti compagni vicino a lui, non ci pensa 2 volte, guarda la porta e calcio. Come abbiamo detto prima. Però vedi Marco, addirittura sono i 3 attaccanti, i 3 6 più 1 che vanno in pressione altissima, tutti quanti nella zona palla, tutti per bloccare la giocata dell'avversario, per limitare lo spazio e il tempo all'avversario di sviluppare, trovare lo spazio e uscire. Cosa che vedremo successivamente, Marco, se voi possiamo far partire la clip successiva. Esatto, che poi questa pressione appunto, qualche problema magari, come si dice, la coperta è sempre corta, no? Diciamo, è anche un po' il cosiddetto gender pressing, no? Se tu vai con tanti uomini in pressione in zona palla, se riescono a uscire, vedi qua addirittura sono 9 giocatori in zona palla, quindi nella zona del pallone, se riesci a uscire nel lato debole c'hai le cosiddette praterie e puoi andare dentro. Questo secondo me è una situazione molto interessante, perché il Catania qui deve essere brava a in qualche modo dare sfogo alla pressione del Pescara, quindi deve attirare la pressione del Pescara, e poi deve essere molto brava con delle sventagliate a cercare non tanto i trequartisti che si devono aprire, ma i quarti opposti. Mi viene da pensare Raimo o Guglielmotti, Anastasio, soprattutto Anastasio, da una parte all'altra, che possono essere ricercati, però deve essere bravo il Catania, giocare, trovare 2-3 appoggi vicini e poi andare con un passaggio anche di 45-50 metri a ricercare l'esterno opposto, il lato debole, fare correre tanto senza palla il Pescara e poi andare a imbucare dentro o con la punta o col 3/4 o proprio col quarto. Stiamo riuscendo a vedere appunto alcune caratteristiche di questo 4-3-3 di Baldini, anche proprio caratteristiche che vediamo abbiamo visto nell'ultima partita, per cui stiamo parlando di 3 giorni fa. A proposito di 2 giorni fa, nemmeno praticamente, andiamo a vedere le immagini e i tagli che hai fatto sulla partita con il Potenza del Catania, perché un po' sono simili a quello che abbiamo visto in precedenza. Sì, qua no? vediamo, però è diversa, perché qua, diverso, Marco, vediamo simile ma diverso. La pressione è una pressione uomo nella zona, tanti giocatori in zona palla bloccano completamente tutti i riferimenti, poi riconquista un po' anche lì il passaggio in mezzo, diciamo un po' tanto forzato, quello che ha detto prima il mister, lì è un disimpegno che non ti puoi permettere, soprattutto a inizio gara, però vedi tutti stanno sul pezzo, tutti sono saliti, vedi addirittura questo è Di Tacchio che esce completamente dalla linea mediana e va in pressione alta, poi lì Felipe che ha fatto forse una delle sue peggiori partite contro Catania, bloccato completamente benissimo dai giocatori in maglia rossa-azzurra, e poi il 2 contro 2 dove Gimez cerca questo tiro, bravo Alastra a neutralizzare. Stiamo parlando del 17° minuto, il Catania ha tenuto questo tipo di mentalità e di gioco, almeno sicuramente per i primi 45, ma anche nella prima fase del secondo. È stata anche agevolata, perché quel possesso palla, quel giro palla da dietro è fatto molto lento. E farraginoso, molto lento, è vero. molto lento. A proposito del Catania e di questa partita, andiamo a vedere invece i 2 giocatori che appunto a Potenza non ricordano certo con piacere. Stiamo parlando di Dal Monte da una parte e di Inglese dall'altra, per vedere i loro movimenti nel gol di Inglese e anche quello di Verrengia, che poi ce lo dirai tu, secondo me un po' favorisce il gol. Sì, sicuramente sì, però Marco ti ricordi quando avevamo analizzato il Potenza, soprattutto dopo la partita del ritorno, abbiamo visto che loro si muovevano di reparto, quindi Verrengia in qualche modo fa una copertura di reparto e non a uomo, no? Quindi non segue il riferimento, si dimentica completamente. Di Inglese, però cioè, qui non di Marco Carli, ecco. No. Mi rifaccio però a quello che ha detto benissimo il commentatore, l'importanza di avere un giocatore come Dal Monte, che secondo me ha fatto meglio contro il Giuliano che contro il Potenza, però poi fa una giocata importante. Qui un 1 contro 1 sull'esterno, proiettandolo verso il sinistro e rientrando sul destro che è il suo piede forte, poi mette questa palla ottima poi sul movimento di Inglese che si stacca completamente da Verrengia, gli ruba quei 3-4 metri, Verrengia che lì forse guardando la palla pensava di poterci arrivare, però Inglese l'aveva letta secondo me già 2 secondi prima quella giocata. Fa il classico movimento. Sì, vado da una parte, faccio finta di venire davanti e poi invece taglio dietro e ti rubo quei 2 metri che sono importanti soprattutto dentro l'area per poi ricevere alle tue spalle, e lì non puoi farci nulla, perché a 5,50 metri dalla porta è difficile che uno come Inglese non trovi il gol.
Questo è un po' l'esame che abbiamo fatto della partita con il Potenza e della partita del Pescara con la Pianese. Fra un po' torneremo a parlare del Catania, perché facciamo vedere anche qualche taglio e qualche immagine di quella con il Giuliano, per capire anche la differenza un po' del Catania che abbiamo visto col Giuliano. Ricorderete tutti i momenti di affanno, di difficoltà del Catania che hanno portato poi al gol di De Rosa, per esempio, cosa che ad esempio col Potenza non si è visto. Intanto torniamo da Anna per avere altri messaggi da parte dei nostri telespettatori. Sono arrivati tanti complimenti. Buonasera, come corner, anche preview, grande trasmissione, complimenti. Ricordo solo che il Pescara è una delle poche squadre che attua il 4-3-3, come Giuliano e Potenza, e ciò per il gioco di Toscano è meglio di chi schiera mezza squadra davanti la porta. E ancora complimenti al Catania per aver raggiunto la fase nazionale dei playoff. Adesso concentriamoci sul Pescara. Altri complimenti, forza Catania, e complimenti ad Ermanno Florio per le analisi molto dettagliate delle squadre. Aggiungerei io, perché raramente riesce a prendere fiato. Passiamo all'ultimo messaggio da Vincent. Buon pomeriggio, il Catania ha dei punti di riferimento che il Pescara non ha, e sono Stoppa, Jimenez e Dal Monte, possono inserirsi ed essere incisivi. Allora, Stop, Jimenez, Dal Monte, ecco questi trequartisti del Catania, poi ognuno diverso, con caratteristiche diverse. Abbiamo visto quando viene inserito Dal Monte, abbiamo visto che caratteristiche ha Stoppa, che caratteristiche ha Jimenez. Sono giocatori che comunque mettono in difficoltà. Ma torniamo al discorso di prima, il mister deve essere bravo a mettere in campo chi può mettere in difficoltà le potenzialità che ha in fase difensiva il Pescara, e soprattutto chi in questo momento è nello stato di forma giusto, e soltanto l'allenamento ad esempio di domani potrà dire chi può andare in campo e dare il massimo. Poi certo, io ho molta fiducia di Mimmo Toscano, perché riesce a ogni partita a cambiare qualcosa, sia a livello di formazione ma soprattutto a livello di atteggiamento e tattico in base all'avversario, e non è una debolezza per me è una qualità quella che riesce. Sapersi adattare è una qualità. Adattare per arrivare lo sappiamo da sempre, l'abbiamo no? Visto l'evoluzione della specie parte da questo. Tra Giuliano e Potenza sono due atteggiamenti completamente diversi, ma il risultato è stato uguale, quello che Catania è passato il turno. Ermanno, prendi fiato. 4-3-3, perché alla fine dicevano, no? Sì. Potenza con il 4-3-3, Giuliano con il 4-3-3, 4-3-3 anche per il Pescara, dunque non c'è 2 senza 3, volendo far rima. Sì, lo so, però dal punto di vista tattico anche il 4-3-3, se abbassi il play nella linea dei difensori, se stai con le mezzali basse, se abbassi gli esterni, diventa comunque anche lì il cosiddetto pullman davanti alla porta. Lo possono mettere anche col 4-3-3. La differenza la fa il come vuoi approcciare la partita, quindi come costruisci, come vuoi sviluppare. Il Giuliano è una squadra che si difendeva di più, ricordi Celeghin non ha fatto la stessa partita di Felipe dal punto di vista di contenimento, sì, no? E quindi diciamo come caratteristiche il Pescara è una squadra che secondo me non ti andrà ad aspettare, non si abbasserà tantissimo, soprattutto se parte da una situazione di 0-0, se dovesse andare sotto non ti aspetta sicuramente, ma ti viene a prendere alto, e secondo me è una squadra differente, una squadra che vuole imporre il proprio gioco. Baldini l'ha sempre fatto, vuole imporre quelle che sono le proprie caratteristiche, e quindi starà spesso con una linea anche molto alta. E ti aggiungo anche un'altra cosa, un po' quello che potrebbe essere un alert difensivo del Pescara è Brosco e Pellicani, che sono i due centrali, uno di 34, Brosco, l'altro del 98, mi pare 27 anni, che sono entrambi giocatori molto strutturati, quindi molto alti, e che nelle corse lunghe e l'abbiamo visto anche perché c'è stato il gol appunto nelle corse lunghe, e poi il gol che abbiamo visto, il primo che è di Pierozzi, mi pare, per cui sono giocatori che comunque si fanno vedere, anche i difensori lì davanti. Ci fermiamo, ritorniamo fra poco, perché andiamo a parlare con Francesco Triolo, di questa partita del Messina, attesa, lo vedremo anche dai tifosi che sono andati nel campo di allenamento al Celeste per sostenere la squadra. Fra poco. Terza parte della nostra preview, e vado subito dal nostro Francesco Triolo, collegato da Messina, per avere le news, tutte le informazioni sul Messina, in attesa di questa partita così importante di play-out con il Foggia. Francesco.
Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a tutti e cresce l'attesa a Messina per quella che è il primo round della sfida play-out contro il Foggia, una partita che non si può sbagliare perché il Messina, come il Catania contro il Pescara, parte con lo sfavore della classifica e quindi deve assolutamente vincere almeno una delle due partite e non perdere l'altra. Due pareggi infatti garantirebbero la salvezza al Foggia. Si affrontano due squadre che certo non stanno bene dal punto di vista societario, sappiamo i problemi del Foggia, anche se pare che il presidente Canonico nelle ultime ore possa effettuare qualche mossa a sorpresa così da caricare l'ambiente e si trovano di fronte a giocatore in crisi al punto societario, ma sul campo, soprattutto il Messina nelle ultime settimane ha fatto benissimo, è riuscito a centrare i play-out quando tutto sembrava perso e adesso vuole giocare tutte le chance di salvezza in questo doppio confronto. Cresce l'attesa. Marco, dimmi. Ciccio, no, so che insomma tu hai sentito un giocatore molto importante per il Messina e poi fra un po' vediamo anche un po' le immagini dei tifosi, ma intanto partiamo all'intervista. Sì, abbiamo sentito quello che in questo momento è forse il bomber più prolifico di tutta Europa, perché negli ultimi 2 mesi ha segnato una decina di gol, cioè Pierluca Luciani. Vi facciamo sentire le sue parole proprio alla vigilia del match. E ai miei gol c'è stato un impegno da parte di tutti, la salvezza è di questo gruppo che è fantastico e abbiamo dimostrato giorno dopo giorno che meritavamo un'opportunità di fare queste due partite e insomma siamo un gruppo molto unito. Troverete il Foggia che fino a qualche settimana fa poteva pensare di essere abbastanza tranquillo, invece si è ritrovato adesso in questo spareggio, ecco, come pensi che ci arriveranno? Ma ci arriveranno sicuramente vogliosi di salvare la categoria, però noi non siamo da meno e dobbiamo toglierci dalla testa la partita di 3 settimane fa, perché queste due partite sono due partite a sé e dobbiamo affrontare al massimo la concentrazione. Due sfide, la prima sarà qui in casa al Franco-Scoglio, la seconda lì a Foggia, se questo secondo te può influire o se non guarderete nessuno in faccia? Ma no, noi non dobbiamo pensare casa, fuori casa, risultati, noi dobbiamo pensare solo una cosa, vincere e il resto non conta. E Franco Scoglio, Zaccheria, a noi non ci interessa. Si aspetta il pienone qui al Franco-Scoglio, quanto sono stati importanti e quanto sono importanti i tifosi? Ma anche nell'ultima partita di campionato erano tanti e ci hanno aiutato sicuramente, ci hanno dato una spinta in più perché noi ci pensiamo in campo e loro ci danno una mano, cioè sono veramente il 12° uomo in campo. Personalmente ci pensi se il gol salvezza? Ma magari, speriamo che arriva. Indipendentemente, anche se non lo segnerai tu? No, anche se non segnerò io, l'importante è salvarsi in qualsiasi modo, il gol di chiunque non è importante. Queste le parole di Luciani, siamo sempre collegati con Francesco Triolo, ma io intanto volevo far sentire, perché poi le commentiamo con lui, le immagini dei tifosi e soprattutto anche in audio, quello che i tifosi hanno riservato ai giocatori del Messina durante l'allenamento. Vado subito da Ciccio perché insomma questa è l'idea di come anche il tifo del Messina sta supportando la squadra in un momento in cui appunto dall'altra parte, tu ce lo dicevi, manca la società, insomma sta tentando di costruirsi ma è molto difficile. C'è una città, c'è una città che sta supportando il Messina, ti racconto una chicca. Ieri sera tutta la squadra è stata ospitata a cena per fare gruppo da un imprenditore della provincia, un grande appassionato di calcio che ha voluto tutta la squadra insieme a cena. La stessa cosa avverrà la settimana prossima da un altro imprenditore, un altro imprenditore che si era avvicinato nella cordata dei volenterosi. Ricordate, qualche settimana fa quella quota l'ha lasciata come premio salvezza
per i giocatori, quindi c'è tutta una città che in questo momento sta spingendo una squadra che dimostra in campo di tenere alla maglia. I tifosi non a caso sono andati al Marullo proprio per testimoniare il loro affetto alla squadra e anche in alcuni tratti anche la loro riconoscenza per l'impegno che stanno mettendo. Al Francoscoglio è atteso il pienone, fino a questa mattina mancavano circa 1500 biglietti al sold out, ma è prevedibile che vengano venduti da qui all'inizio della partita, quindi si preannuncia anche una bella cornice pubblico. Capienza che è sempre la stessa, no? Capienza che è sempre la stessa, no? Capienza Francesco? che ufficialmente 6.900 spettatori per il Francoscoglio, non si è riusciti, visti i tempi strettissimi e il discorso che a organizzare è la Lega, non la società, non si è riusciti a aumentare la capienza, perché in quel caso bisognava convocare la commissione provinciale di vigilanza, non si è riusciti, però si conta quantomeno di riempire tutti i tifosi del Foggia, quindi la società ha chiesto che gli 800 biglietti destinati ai tifosi del Foggia fossero messi in vendita per quelli del Messina. Francesco, andiamo alla probabile formazione del Messina per la partita di domani. Se Gentile, allenatore che c'è a Foggia, deve rinunciare a Camigliano, Danzi e De Lucia, il Messina deve fare a meno quasi sicuramente di Gianfri. A destra dovrebbe giocare Averi, in difesa bene o male la formazione sembra fatta con lì a sinistra Dumbrovanu e Gelli dietro, e poi un 4-3-3 con Crimi, Petrucci e Buchel a centrocampo. Petrucci che giocherà con una speciale maschera protettiva perché in allenamento si è fratturato il naso, ma vuole esserci. E poi in attacco il tridente in questo momento sta facendo benissimo, cioè con Luciani in mezzo e Tordini e Garofalo sugli esterni che spingono. Questa dovrebbe essere la formazione del Messina, che affronterà che se oggi senza stampa Gatto non ha voluto anticipare niente, mossa, dicendo di voler tenere tutti sulla corda. È giusto così. Francesco, noi invece non ti teniamo sulla corda, ti lasciamo, ci ritroviamo nei prossimi collegamenti, ovviamente con i tuoi servizi anche per il telegiornale. Un buon pomeriggio a Francesco Triolo e saluto, buon lavoro. E saluto invece, ciao Francesco, saluto invece Paolo De Carolis di forzapescara.com che è collegato con noi addirittura dall'auto, lo vediamo. Lo vediamo in questo... sono immagini. Intanto buonasera, chiedo scusa, ma abbiamo avuto io qualche problema con il mezzo informatico. Senti Paolo, consentimi di dare un grande abbraccio a tutta la comunità etnea, in modo particolare ai fratelli di Nicolosi. Va bene, lo faremo. Senti, ai Nicolositi. Paolo, siccome siamo con tempi stretti, visto che non siamo riusciti a fare il collegamento, dici qualcosa in più su questo Pescara, che cosa ci dobbiamo aspettare dal Pescara, e se anche tu consideri che questa sia una finale anticipata di questo di questi playoff. Sì, guarda, te l'ho detto quando ci siamo sentiti telefonicamente, per me questa era la vera finale di questo campionato. Sicuramente si rinnovano i fasti della sfida al Cibali nel 2003-2004, se non ricordo male, gol di Cicconi abruzzese, se non sbaglio, arbitro Bergonzi di Genova. C'ero anche in quel caso. Questa sarà una sfida particolarissima, perché sono due squadre che giocano un ottimo calcio, con un calcio molto organizzato ed offensivo verticale, quindi sarà sicuramente uno spettacolo molto bello che vedrà questi 180 minuti sicuramente trionfare. In questi 180 minuti si vedrà trionfare sicuramente il bel calcio, ne sono certo. Conoscendo i due allenatori è difficile fare un pronostico, ma non lo dico per scaramanzia, ma perché le due squadre veramente possono in ogni momento cambiare il senso del proprio campionato e quindi evidentemente delle partite stesse. Certo, il maggior vantaggio, il minimo vantaggio è del Pescara, che gioca la seconda in casa, però stando ai numeri il Cibali è uno stadio che veramente fa tremare le vene ai polsi.
Paolo, io ti ringrazio, ti chiedo solo l'ultima cosa, anche perché non voglio che tu abbia incidenti con la macchina, visto che stai guidando in questo momento. Ma non reggo io il telefonino. Ho capito, però insomma, va. Volevo solo chiederti che cosa aspettarci dagli attaccanti del Pescara, perché Merol è tornata al gol nelle ultime partite, ci sono dei giocatori che possono far male al Catania. Guarda, sono tutti giocatori che tu conosci benissimo, brevilinei, giocatori che non hanno la struttura, i centimetri dell'attaccante canonico, però molto mobili, molto bravi tecnicamente, e quindi un Pescara che gioca molto sul fraseggio, sulla verticalizzazione e non certo sulla potenza e sulla forza esplosiva. Questo è un aspetto che ha caratterizzato il Pescara in tutta questa stagione, che ha avuto due facce, no? Stato un Giano bifronte il Pescara, sì. Prima parte stellare, seconda parte in caduta. Adesso sembra che abbia ripreso la marcia giusta. Vedremo già da domenica, perché il vero banco di prova sarà questa sfida, bella sfida che rinnova veramente antichi fasti. Io quando sento Catania sento sempre i brividi. È uno dei posti, delle città più belle, anche degli stadi più fascinosi. Ciao Paolo, grazie per il collegamento. Alla prossima, ci vediamo sicuramente a Pescara. Guida sereno, guida tranquillo. Ciao Paolo, buon pomeriggio e grazie a Paolo De Carolis di forzapescara.com, che un po' ci ha dato anche l'idea di quella che è l'attesa appunto di questa partita, che lo sappiamo storicamente ha un valore importante. Voglio tornare da Anna con i messaggi dei nostri telespettatori. C'è chi è super positivo, come Sergio da Camporotondo, che scrive: buon pomeriggio, secondo me il Pescara è in fase calante rispetto all'inizio e metà campionato, al contrario del Catania che è in rialzo verso la fine dell'anno. Un po' meno lo è Giuseppe da Gravina, che ci scrive: buongiorno e calma, noi abbiamo 6 diffidati, tra cui Ierardi, Quaini e Di Tacchio, e loro solo uno, e questo può fare la differenza nei 180 minuti. Occhio. Salve, mercoledì 11 leoni correvano come tanti indemoniati per 90 minuti, gesto atletico di una coordinazione straordinaria, il tiro di stoppa meritava miglior fortuna. È vero, il tiro di stop era incredibile, quella traversa veramente trema ancora. Sul discorso dei diffidati c'è anche Sturaro da mettere, quindi in linea mediana potrebbe anche cambiare qualcosa dall'inizio anche e vediamo fra un po', anche Toscano. Fra un po' ne parliamo, vediamo un po', perché chiaramente vi dicevamo l'allenamento di domani è importante, a qualcosa già dall'allenamento di oggi può essere trapelato di qualche dubbio che ci potrebbe essere di appunto alternanze a centrocampo. Ma soprattutto sarà una formazione riferita ai 180 minuti. Certo. Al di là dei diffidati, che comunque da valutare tantissimo, perché 4 diffidati nella stessa zona di campo sono tanti. Allora andiamo a vedere sull'angolo tattico, per quanto riguarda l'angolo tattico, torno da te Ermanno per la partita con il Giuliano, perché è stata una partita diversa, no? Rispetto a quella che abbiamo visto con il Potenza, soprattutto a fine primo tempo. Partiamo proprio dal primo gol subito dal Catania, che arriva proprio in quella fase difficile in cui il Catania, che sembra irriconoscibile rispetto a quello che proprio abbiamo visto 3 giorni dopo, era schiacciato nella sua metà campo. Allora sì, vediamo il primo taglio è sul gol, se non sbaglio sì, il gol del Giuliano, il primo gol del Giuliano. Vediamo il Catania in fase di uscita, tanti giocatori dietro la linea della palla, pochissimi nella parte, diciamo, per sviluppare una manovra offensiva. Solamente Raimo era il giocatore che in quel caso era l'unico dettato a ricevere. Di Tacchio che perde una palla un pochettino leggera in mezzo al campo, lì ovviamente un giocatore come lui deve prepararla prima la giocata e deve giocare e deve capire e comprendere già con chi giocare prima di ricevere. Qui ancora ho focalizzato, si vede poco, che lo sguardo è rivolto unicamente verso la palla, e quando guardi troppo la palla ti dimentichi tutto il resto ed è facile per chi ti viene in pressione levarti la palla. Poi bravissimo De Rose a trovare un gol fantastico. Però Ermanno non è uscito nessuno, ha calciato tranquillamente. Sì, Uno dei due centrali doveva accorciare, perché ha avuto qualche secondo per arrivare. Questo però è una cosa che effettivamente anche dai tagli che ho fatto qualche settimana fa capita, che i 3 centrali
indietreggiano, addirittura escono solamente quando sono al limite, quasi al limite dell'area portano ad uscire. In questo caso sui 25, quasi 30 metri difficilmente vedi, Di Gennaro quasi mai, però difficilmente vedi qualcuno uscire. Chi lo faceva e lo fa con qualità è Del Fabbro, per esempio, perché ha questa caratteristica qua. Di Gennaro invece è uno che attende, che aspetta molto. Sicuramente non si aspettava neanche il tiro che si metteva sotto l'incrocio, però lì la cosa su cui mi volevo soffermare è il discorso che Di Tacchio quando riceve ha 6 giocatori dietro e 3 davanti, quindi vuol dire che comunque chi era intorno a lui non voleva il pallone, comunque non si è mosso, non si è smarcato per farsela dare. Catania che aveva troppo abbassato il baricentro, aveva troppi uomini dietro la linea della palla, quasi a ridosso dell'area di rigore. Andiamo a vedere la difesa invece su palla laterale del Catania, che porta è sempre in quel momento, in quella zona, parte della partita in cui il Catania è stato sicuramente in difficoltà. Un po' l'inizio, solo forse l'inizio esattamente. Andiamo a vedere proprio questa seconda clip. Sì, vediamo qui il Catania che comunque è sistemato bene, piazzato bene. L'unica, diciamo, un po' di difficoltà poteva averla sul secondo palo quando Baldé è stato lasciato libero, però poi Raimo ottimamente copre quello spazio, tutti sui riferimenti. Qui vediamo forse uno dei pochi errori di Gennaro durante tutti i 90 minuti, dove sullo scarico di Del Sole e il cross di Balderisi, se non sbaglio, c'è Di Gennaro che esce e De Rose che gli taglia davanti e colpisce questa palla. Poi fortunato il Catania sul tap-in perché poteva esserci Nepi, però palla che poi sbatte. Però qui vediamo, già vedi la linea, oltre dei 3 difensori si schiaccia anche Di Tacchio, si schiaccia Raimo, si schiaccia Quaini, tutti dentro area. Quando te li porti così tanto dentro area ovviamente aumenti secondo me quella che è la pericolosità della squadra avversaria. Tanto è vero che poi loro mandano il pallone fuori e poi arriva la palla nuovamente dentro e lì diventa tutto più difficile. Andiamo a vedere poi la copertura sull'inserimento della mezzala. Anche in questo caso, in questa partita, qualche difficoltà c'è stata, soprattutto perché il Catania, rispetto a quello che ha fatto col Potenza, andava in pressione, ma magari non sempre riusciva poi a recuperare palla. Esatto, Marco, hai detto proprio le cose che diciamo, volevo dire, nel senso qui il Catania aveva invece capito che stava soffrendo e ascoltando un pochettino quelli che erano le indicazioni di Toscano, è andato in quel momento a cercare una pressione alta che è stata fatta male. Giuliano che è uscita facilmente su Del Sole, quando esce così facilmente il Catania che è posizionato male, qui Raimo doveva accorciare di più e coprire nuovamente quello spazio cercando di assorbire completamente quell'inserimento della mezzala e poi ovviamente su scalata liberi l'uomo sul secondo palo, quella palla dentro poi fortunatamente per gli uomini etnei è stata spinta col braccio. Però vedi, pressare alto deve essere fatto, è rischioso ma deve essere fatto in maniera quasi voluta da tutti i giocatori, condivisa dai giocatori, perché se viene fatto solo per seguire quelle che sono le indicazioni tattiche si rischia le prove generali un po', Lucio. Le prove generali di quello che abbiamo visto col Potenza. Devo dire che poi col Potenza tutto questo non è successo. Appunto, per quello è corso a ripare l'allenatore, e quindi l'atteggiamento è stato completamente diverso. Si andava a prendere alto la squadra avversaria, ma c'erano le preventive già pronte, quindi è andata bene. Secondo gol subito dal Catania per chiudere la parte della fase di non possesso. Sì, la responsabilità di Dini, che è stato miracoloso con il Potenza, in questo caso nel secondo gol del Giuliano ha sbagliato, ma forse c'è qualcosa anche prima. Sì, qua il Catania anche qui molto basso che attende, però vedi ci sono queste 2 linee, una da 5 e una da 4 che formano quello che è il 5-4-1 con i trequartisti in attesa. Poi su questa giocata dentro, vedi, qui c'è un po' un errore secondo me di lentezza nel comprendere la giocata da parte di Raimo, perché col giocatore che in questo caso era Giorgione che gli entra dentro il campo, se stai giocando a riferimento comunque lo devi seguire o almeno devi comunicare con Gherardi in modo da dire: Gherardi, sullo scarico di Baldé esci tu, io ti chiudo le spalle, ti copro le spalle. Qui vedi questo triangolo che non è stato ben letto, anche se era poi comunque una situazione di 2 contro 2. Vedi, il Catania non era in inferiorità in quella situazione là, anzi addirittura nella zona centrale era in superiorità. Però queste diciamo palloni qui te le ho volute analizzare perché il Pescara
può giocare tanto, l'ha detto anche il giornalista, con queste palle in verticale. Palla in verticale, Ferraris per esempio che gioca di spalle gliela fa trovare sull'ingresso di Bentivegna o di Merola dentro il campo, e possono creare un po' di fastidi. Un po' di difficoltà e di fastidio. Il tiro non era neanche tanto irresistibile. No, assolutamente. No, è chiaro, questo indubbiamente, che ci sia una deviazione del portiere che almeno doveva essere fatta appunto più laterale rispetto, fuori dallo specchio della porta, rispetto poi a Nepi che stava per arrivare. Sta per arrivare invece Anna ancora con i vostri messaggi. Ultimi messaggi per questa puntata. Buonasera, una considerazione sul settore giovanile del Catania. Ai tempi di Torre del Grifo, in piena operatività, mi pare che il livello delle squadre fosse di primo ordine. Speriamo che la società riesca a recuperare e rilanciare tale struttura imprescindibile per il rilancio e la sostenibilità del progetto Catania. Ultimo messaggio da Benedetto da Catania. Buongiorno, potrebbe essere una partita molto tattica e ben diversa da quella con il Potenza, in quanto quest'ultima aveva l'obbligo della vittoria per passare il turno. Superare l'ostacolo Pescara significherebbe affrontare le prossime con la consapevolezza di arrivare alla finale. E beh, questo lo dicono in molti, che appunto l'ostacolo Pescara dà anche consapevolezza nel caso in cui appunto si superasse il turno. È chiaro quello che si è detto, appunto era la partita diversa. Il Potenza alla fine, l'abbiamo visto, ha messo praticamente altri 2 attaccanti per provare a vincere la partita, e qua ci stava riuscendo non per questa mossa tattica ma per quella carambola fra Sturaro e Celli che ha portato al rigore. Il fatto di avere 2 risultati su 3 comunque porterà sicuramente il Pescara ad avere un atteggiamento ben diverso. Però una gara di andata e ritorno è diverso, fosse la gara singola lì e invece qui c'è una gara di andata e ritorno. Sì, ma comunque con i 2 risultati, 2 pareggi passerebbe il Pescara, quindi secondo me il Pescara in questo non verrà a Catania per deve vincere almeno una partita, e quindi il Pescara sicuramente tatticamente, ha ragione il tifoso, è una partita molto tattica. Molto tattica, vedremo se sarà così. Analisi del primo gol del Catania invece, torno da Ermanno, perché parte da questo scambio fra Anastasio e Jimenez. Stiamo parlando sempre della partita con il Giuliano. Sì, qua mette in atto un ulteriore schema da calcio piazzato, su calcio d'angolo c'è questo scambio corto per liberare poi gli uomini dentro area. Questo è il 3-2 del Giuliano. Questo è quello precedente che abbiamo già fatto vedere, ma c'è quello successivo, eccolo qua. Vediamo Anastasio che chiama ironicamente un pochettino Jimenez, c'è questa giocata nello spazio, loro marcavano a uomo e si sapeva, l'avevamo già analizzata in questo modo, si iniziano a muovere, vedi, si muovono i giocatori dentro area, quelli sul secondo vanno sul primo, quelli da dietro entrano dentro, e poi già Inglese era libero su questa, Lucio Tosto sta dicendo su questa prima palla già sulla difesa, no? Immagino. Già era libero, e poi sul passaggio di Inglese Gherardi addirittura gli fa mezzaluna per liberare ancora di più lo spazio proprio per il bomber del Catania, che si trova poi un tap-in veramente molto dicevo, cioè anche nei dilettanti si mette un uomo allo scambio, invece completamente là, poteva anche entrare direttamente in porta, quindi là manca un uomo che non permette lo scambio, che in tutte le categorie si mette comunque. Ma soprattutto rivedendo un pochettino, perché secondo me lo fanno, no? Rivedendo le partite del Catania, vai a vedere comunque il gol per esempio del Catania col Messina fatto proprio su quella zona lì, quindi in qualche modo ti aspetti, no, che possono farlo. Anche se non fanno lo scambio, tu un uomo per ostacolare chi calcia lo devi mettere là. Sulla seconda passo una probabile seconda, però per dire gol col Messina, gol col Trapani li fai su uno scarico proprio in quella zona lì. Quindi c'hai già i dati per... Esatto. Andiamo a vedere l'ultima clip, poi ci fermiamo, andiamo poi alla fine con l'ultima parte di preview in cui vedremo le probabili formazioni. Secondo gol, posizionamento di Gherardi, soprattutto perché il braccetto lì non è una cosa tutti i giorni. Lavora in quello che è chiamato half space, quindi nello spazio poi di mezzo. Fa tra qualcosa di incredibile, sembra un centrocampista. Qui fa addirittura un ottimo controllo, poi il primo tocco è sbagliato, lì Oyeguale poteva fare qualcosina di più, fortunatamente non è uscito sulla palla, però vedi, mi volevo soffermare più che altro sul posizionamento di Gherardi, che è l'unico dei tre, diciamo, difensori centrali che si stacca e si muove in quello che è lo spazio tra la linea di pressione degli attaccanti avversari e la linea di centrocampo avversaria, e muovendosi in quello spazio trova spesso imprevedibilità e trova delle soluzioni differenti che permettono poi al Catania di arrivare al tiro in porto, comunque di sviluppare con più qualità e più imprevedibilità nella zona 3, nella zona diciamo poi decisiva. Ci fermiamo dunque, ci ritroviamo fra pochissimo con le probabili formazioni del Massimino. A fra poco.
Eccoci qui, ultimi momenti della nostra preview, andiamo a vedere quelle che potrebbero essere le formazioni del Massimino, ricordando quello che vi abbiamo detto in precedenza, che chiaramente le due squadre hanno giocato mercoledì, per cui l'allenamento di ieri è un allenamento defaticante e l'allenamento di oggi non scioglie tanti dubbi di formazione. La rifinitura di domani servirà in tal senso, però vi facciamo vedere la formazione del Catania che ha giocato con il Potenza e vi diciamo i ballottaggi che ci sono, che sono soprattutto a centrocampo. Raimo con Guglielmotti, forse anche per quello che ci diceva prima Ermanno, questa possibilità appunto di cercare poi i quarti da un lato all'altro, e l'altra possibilità è quella di vedere De Rose al posto di Quaini. Lì davanti invece dovrebbe essere così, perché Dal Monte abbiamo capito che insomma quando entra partita in corso può cambiare le carte in tavola della partita. Andiamo a vedere il Pescara invece, anche in questo caso è una squadra, quella biancoazzurra di Baldini, che difficilmente cambia. Questa è lo stesso 11 che abbiamo visto nell'ultima partita, ma che abbiamo trovato spesso e volentieri nelle ultime partite della squadra di Baldini. Centrocampo con Balzania, Squizzato e D'Agazzo, di cui abbiamo parlato prima, Plizzari in porta, e quell'attacco appunto con Melo a destra, Ferraris e Bentivegna, con le caratteristiche di cui abbiamo parlato, con giocatori che sanno anche rientrare e far gol. Insomma, questo è quanto. Potrebbe cambiare l'unica cosa, poi anche a partita in corso, Bentivegna, che scuola Palermo, ha fatto diverse partite col Palermo, però potrebbe essere sostituito con Cangiano, anche lui classe 2002, un giocatore molto interessante, che è un destro che gioca a sinistra, che spesso rientra dentro e calcia anche lui in porta. Allora, sono le 16 in punto in questo momento e noi andiamo a chiudere. Io ringrazio Lucio Tosto, grazie. Grazie a te per l'invito, buon pomeriggio. Speriamo di vederci alla prossima, nelle prossime puntate di preview. Saluto Ermanno Florio, ciao Ermanno. Ciao Marco, grazie mille, grazie a tutti. E saluto la nostra Anna, ciao Anna. Ciao Marco, noi speriamo di risentirci presto. Vi ricordo che l'appuntamento è venerdì prossimo, solo se il Catania passa il primo turno della fase nazionale dei playoff, e non è una minaccia. Ecco, l'hai detto tu, io lo volevo dire io perché ha portato bene l'altra volta, non è una minaccia. Ciao Anna, ovviamente io vi ricordo invece gli appuntamenti con Telecolor, soprattutto quello di domenica, con i collegamenti dallo stadio, i commenti da studio ovviamente con Diretta Stadio, e poi le interviste ai protagonisti. Noi, come detto, speriamo di vederci la prossima settimana. Ciao!